Siamo stati a lungo a Quarto dei Mille alla ricerca dei segreti e delle curiosità legate a Garibaldi e alla spedizione dei Mille, ma non posso esimermi dal raccontarvi anche una leggenda collegata a questi fatti e mi trovo dinanzi a una casa che ha una leggenda da raccontare davvero suggestiva. Prima però bisogna viaggiare fino a Venezia, in Viale dei Giardini, dove si trova sopra la vasca dei Pesci Rossi uno dei tanti monumenti intitolati a Garibaldi. Ai suoi piedi un leone che attende, ma nella parte posteriore c'è rappresentato un garibaldino, nello specifico Giuseppe Zolli. E fate attenzione, ricordatevi questo nome, perché è il protagonista della nostra leggenda. Nell'autunno del 1921 un veneziano raccoglieva lumache vicino alla statua di Garibaldi quando si sentì spingere e cadde a terra. Mentre cercava di rialzarsi intravide nel buio una figura vestita di rosso che si muoveva velocemente e il veneziano fuggì spaventato. Pochi giorni dopo una coppia di innamorati che era vicino al monumento fu cacciata via da una figura vestita di rosso e i ragazzi giurarono che si trattava di un fantasma che indossava appunto una camicia rossa. La sera successiva successe la stessa cosa ad un pescatore sempre nei pressi del monumento. A questo punto in tutta la città si diffuse la notizia che un fantasma si aggirava intorno alla statua di Garibaldi. Così fu organizzato un servizio di vigilanza per verificare che qualcuno non fosse in vena di fare scherzi. Ma proprio quella notte i vigilanti rimasero di stucco perché il fantasma si palesò dinanzi a loro con la camicia rossa. La figura del fantasma venne riconosciuta come un soldato garibaldino e identificato come Giuseppe Zolli, uno dei famosi 1000 dell'esercito di Garibaldi che era morto poche settimane prima e sepolto nel noto cimitero di San Michele a Venezia. Qualcuno si ricordò che il garibaldino aveva giurato di difendere sempre il suo comandante anche dopo la morte. Fu così che allora costruirono anche la statua alle spalle di quella di Garibaldi in modo che potesse proteggere per sempre il suo capitano. Ed anche a Genova fu avvistato in una casa un fantasma con una giubba rossa. Ai tempi della spedizione dei 1000, una famiglia residente in Viale Quartara, in una casa che ai tempi ospitò gli edifici che erano le poste e i telegrafi dell'epoca, ha potuto testimoniare che abbia udito dei rumori strani in casa. Noi ci troviamo dinanzi al portone di questa casa. Purtroppo oggi non è più possibile intervistare la persona che ha abitato qui, non c'è più e la ricordiamo con grande affetto, però io posso essere testimone del fatto che Marisa un giorno mi disse che uscì il nome di Giuseppe Zolli e chissà che quel Giuseppe Zolli fu davvero una testimonianza di una presenza di questa entità, di questo fantasma che già fece tanta paura a Venezia e chissà da dove uscì quel nome di Giuseppe Zolli. Lascio a voi le conclusioni, non possiamo più chiedere altro a questa signora, possiamo soltanto ricordarla e ricordare la leggenda che verrà tramandata di generazione in generazione. Da Dario il Leggendario per i segreti d'Esena di oggi è tutto e vi invito a iscrivervi al canale YouTube, vi raccomando condividete questo video, questo servizio e tutti gli altri dei segreti d'Esena. Noi ci vediamo con un altro segreto, con un altro video dal Leggendario. Alla prossima volta.